E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in questi giorni stiamo assistendo a due scene totalmente speculari, totalmente contrapposte, che sintetizzano un po' lo stato del dibattito nazionale e che potremmo chiamare la scampagnata e la politica. La scampagnata ovviamente è stata una scampagnata radical, pseudocolta, all'insegna delle parole d'ordine delle anime belle, e ci riferiamo alla manifestazione andata in scena in questo weekend, frutto dell'effetto Serra, perché convocata da Michele Serra, editorialista super radical di Repubblica, attorno alla parola d'ordine dell'Europa. Cioè tu vedevi tutta questa bella gente, Roberto Vecchioni, che purtroppo condensa 50 anni di percorso artistico nella sentenza "l'Unione Europea è casa mia". Noi lo preferiamo quando canta Luce a San Siro, nettamente. Giovanotti, il sempiterno Scurati col sempiterno spettro del fascismo, che assicura sempre fatturati e vendite, l'immancabile nome tutelare Augias, e tutti costoro aggrappati attorno al Moloch dell'Europa, che ovviamente è sempre comunque Unione Europea per costoro, è sempre comunque euroburocrazia, che anzi va incrementata ulteriormente. È come se tutta questa gente parlasse da un'altra epoca e pretendesse di dare lezioni alla nostra. Poi c'è la politica con i suoi momenti anche culmine, come sarà e dovrebbe essere il discorso con cui domani la Premier Giorgia Meloni presenterà la posizione italiana in vista del Consiglio europeo di giovedì prossimo. E qui ovviamente tutte le indiscrezioni farlocche del medesimo mainstream che si è trovato in piazza per darsi ragione a vicenda erano su un centrodestra allo sbando, diviso, lacerato, che aveva al suo interno posizioni inconciliabili, tutte balle in base alle prime indiscrezioni, come è ovvio che sia, perché dal discorso della Meloni emergerà la posizione di una coalizione compatta, unita attorno a principi basilari comuni, e che indica una direzione. Mentre non si può nemmeno dire che la piazza che si è radunata a Roma sotto le insegne di Repubblica, perché ormai è ufficiale che si è invertito il vecchio rapporto, no? È il PD che va a rimorchio di Repubblica, non è più il giornale partito, è il PD che è il partito giornale. Ma non si può neanche dire che in quella piazza fossero divisi, perché in quella piazza non c'era nulla di politica, cioè non solo non è uscita ovviamente una piattaforma programmatica, ma neanche una visione comune, tant'è che c'erano istanze assolutamente contraddittorie, c'erano filo ucraini e filo russi, per dire. Era una sorta di assemblea del liceo trascinata. Infatti la mattatrice poi è stata, quando è arrivata, Elly Schlein, perché lei è la capoclasse del liceo, no? E guardate, non è polemica, ma sono gli stessi virgolettati del Gran Visir Michele Serra che confermano questa nostra lettura, no? Anzitutto spalleggiato da Claudio Bisio, che perfetto sparring partner in una manifestazione del genere, hanno chiuso con la parola d'ordine non fortunatissima: non perdiamoci di vista, la stessa che usò Nanni Moretti nel 2002, no? Sapete, quando lanciò la brevissima stagione del morettismo dei girotondi, chiuse la sua adunata dicendo: non perdiamoci di vista, cioè insomma facciamo altri aperitivi insieme, ecco, non fermiamoci qui. È sempre quello il mood di questa intelligenza totalmente scollata ormai dalla realtà. E poi, quando deve trarre un bilancio il grande organizzatore Serra sul suo giornale, dice che quella era una piazza che sa ascoltare, perché le altre piazze, ovviamente quelle dei puzzoni, degli orchi, dei sovranisti con la bava alla bocca, non sanno ascoltare. Ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo unirci sui valori e discutere sul da farsi. Quindi quella piazza era una sorta di lunghissimo preliminare, cioè non si sono ancora individuati i valori comuni, apprendiamo da Serra, e non si è ancora iniziato a discutere sul da farsi. Quindi non solo non si ha una ricetta alternativa a quella della destra, del centrodestra, dei bavosi reazionari appunto da contrapporre
da gettare nel dibattito del paese e poi su cui prendere dei voti in quel rito che si chiamano elezioni. No, siamo ancora prima, cioè non solo è stata individuata, ma non si è ancora iniziato a discutere di una posizione, di un'alternativa strutturata, di un minimo comune denominatore valoriale. Dobbiamo iniziare adesso a discutere sui valori e sul da farsi, quindi uno si chiede cosa si sono trovati in piazza a fare. Di là ci sono le dichiarazioni che domani arriveranno da parte della Presidente del Consiglio in aula. E le prime indiscrezioni, come peraltro ovvio che sia, raccontano di una coalizione tutt'altro che divisa, e lì sì, si aggira una visione comune, perché anzitutto Giorgia Meloni dovrebbe dire che l'Italia è assolutamente pronta a fare un salto di qualità sui suoi sistemi di difesa, anzi interesse nazionale italiano, aggiungiamo, ma appunto sui suoi, a rafforzare la propria difesa, la propria sicurezza interna e esterna, anche premiando da questo punto di vista aziende italiane che spesso sono un'eccellenza nel ramo difesa. E questo è un primo punto, devo dire, iper condiviso da Matteo Salvini, anzi Matteo Salvini è stato forse il primo a propugnare chiaramente un'ottica del genere. Dopodiché la Premier dovrebbe invitare l'Europa sicuramente a guardare la realtà, ma guardarla appunto con occhiali non ideologici, non con gli occhiali della piazza di Serra, il che vuol dire anzitutto tenere vivo il rapporto transatlantico, cioè non, come dire, suicidarsi in nome di una versione ideologica di qualcuno, l'attuale Presidente degli Stati Uniti, e rinunciare a quello che è stata la vera garanzia della difesa, della libertà, del benessere occidentale negli ultimi 80 anni. Il legame con gli Stati Uniti d'America, questo è un altro punto che sarà ovviamente ipercondiviso da Matteo Salvini, che è da sempre il più nitido sostenitore delle politiche dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. La Meloni dovrebbe fare anche un'allusione esplicita al fatto che difesa nazionale e sicurezza interna ed esterna per l'Italia vuol dire anche e soprattutto confine meridionale, vuol dire anche e soprattutto salto di qualità rispetto all'ondata migratoria anomala, cioè al traffico di esseri umani che preme dall'altra sponda del Mediterraneo, e al rischio intrecciato ad essa dell'esportazione del terrorismo islamico, della radicalizzazione. Questo è un punto a cui l'Europa non dovrebbe rinunciare per, come dire, furba delega all'Italia. Questi sono i punti che vengono anticipati in queste ore del discorso della Premier, e sono assolutamente punti condivisi che fanno parte di una piattaforma di governo di centrodestra, e alcuni sono nitide battaglie peraltro della Lega, sono punti che Salvini ripete da giorni. Poi ovviamente in una coalizione ci sono, ed è anche sano che ci siano, delle sfumature a valle differenti, che sono anche il valore della coalizione quando non deflagrano, ma a monte c'è una visione comune su questi piani. Rafforzare la difesa nazionale, non fantomatici eserciti europei, come dice Salvini, presidiare il rapporto con l'America e con Trump, che è quello che peraltro sta provando concretamente a risolvere il pantano russo-ucraino. Attenzione al confine sud, all'emergenza immigrazione e terrorismo. Vedete che qualunque osservatore diciamo compulsui non può che registrare che da una parte c'è stata una scampagnata radical su cui non hanno ancora iniziato a discutere per loro stessa ammissione, dall'altra, volenti o nolenti, c'è quella cosa che si chiama politica. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.